Sei stanco di lavorare 12 ore al giorno? Vuoi la tua libertà finanziaria? Fai come me. Guarda, nella mia mega villa a Dubai, con le mie supercar. Ragazzi, è tutta una cazzata. Se non lavorate 12 ore al giorno qua nessuno vi regala niente. Cioè, veramente non mi spiego come hanno fatto certi youtuber a spingere certi personaggi che sono qua che... è tutta fuffa. Torniamo alle cose serie. Voi perché siete qua? Perché vi dovete divertire. Oggi giornata in buggy nel deserto, ma prima di andare nel deserto dobbiamo andare a chittare un po' questa macchinina qui, 500 cavalli di potenza, e non sto parlando della Porsche, ma di questa fantastica Ford, ragazzi, è un animale. Cioè, non me l'aspettavo, è tipo un carro armato. Ci vediamo tra poco. Bam! Guardate un po' dove siamo, ragazzi. Di cosa parliamo? 480 cavalli di pura potenza. Vi voglio far vedere un po' gli interni, va? Fantastica. Voi che fate tanto i fighi con gli scarichi sulle vostre moto, ma cioè, aspettate che... Oh, ma assurda. Tiè, altro che Hollins. Ah, c'è anche la regolazione, vedi, c'è la regolazione elettrica della taratura. Con questa sicuramente i fossi di Napoli non li sentiamo. Che dire, la situazione è questa. Ciao, sono Bear Grylls. Oggi siamo nel deserto e andremo a mangiare gli scarafaggi. E adesso ci aspetta un bel po' di divertimento nel deserto, ragazzi. Sono stragasato. Let's go! Non so quanti cavalli è, so solo che se affondo vola se affondi. È troppo divertente. Dopo guido io. Va bene, tanto la cauzione l'ha data Marco. Aia, mi colpiscono da proiettili. È normale, perché mo ti lanciano le pietre avanti. Io poi sto bloccando, ragazzi, non immaginate la sabbia che mi sto mangiando. Ragazzi, è troppo divertente. È una delle esperienze più belle della mia vita, ragazzi. Anche meglio della pista, forse. Oh! Aiuto! Ho mangiato un filo di sabbia. No. Ho la bocca tutta impastata. Marco, la smetti di alzare la sabbia. Oh! Vuoto nella pancia. Questa ci vuole per il cosa vuol dire guidare a Napoli. Ma no, ma sai come li passo sopra tutti quanti? È una scarica di adrenalina assurda. E pensa che il signore dietro di noi ha 70 anni, ragazzi. Si sta divertendo anche lui come un matto, che grande. Vabbè, ex pilota di rally però. Vabbè, sì. No, ve lo giuro, non riesco a contenere l'emozione perché è troppo divertente. No, dimmi che possiamo saltare qua. No. Cioè, ragazzi, siamo nel deserto più incontaminato. Drippere. Sì. Io sono perennemente in drift, cioè guardate lo sterzo adesso è storto, accelero la macchina, va dritta! Che bello! Qua ci impossiamo, qua rischiamo di impossarci perché è morbida, guarda! Oh, persone così, nel deserto, random! Oh, ma c'ha un falco in mano! Dai! Oh, aspetta che qua non vedo, ok! Madonna mia! Oh! Sembra di cadere, mettiti dritto. È normale che sembra di cadere, siamo in pendenza. Ole! È una figata assurda! Da provare almeno una volta nella vita perché è troppo divertente, veramente. Andiamo adesso, ho sete che ho mangiato 1 chilo di sabbia. Ragazzi, io ho perso 20 anni della mia vita. Let's go! Madonna mia, ma che divertimento è guidare questo coso! Yalla!
Madonna mia, che cattiveria c'ha sta cosa. Qua devi riprendere che drifto. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ragazzi, stanno facendo mangiare la polvere al signor Valentino. Che? Hai paura? Vai. Hai paura? Hai paura? Mizzica, se ne stiamo mangiando di polvere. Ah, dobbiamo passare per strada, bene. Attraversamento. Bene, attraversamento sicuro si può dire. Attraversamento tranquillo. Stanno arrivando anche le macchine, devi dire di là. Ho fatto un piccolo drift, sono contento. La smetti di andare fuori? Ma a me mi piace andare fuori perché così posso driftare ancora meglio nella sabbia morbida. A te sta venendo a ridere. No, non Sì, penso. sta venendo a dire basta, no drift. Ah, Ah, veramente? Disintattiva, disintattiva da... alla fine mi è venuto a sgridare veramente. Anche qua mi Perché sgridano. te l'avevo detto pure, sta dentro. Ma perché mi sgridano ovunque? Ma io voglio driftare, quello è il bello, è driftare. Allora fammi correre. Ma io non me ne fotto proprio, amo, io drifto, non devo neanche vedere. Ragazzi, è un'esperienza unica, l'avrò detto già 50 volte in questo video. Risulto sempre ripetitivo quando faccio queste esperienze, ma perché mi caso, cioè io, lo sapete, metto la cam, accendo, non mi preparo nulla, proprio perché voglio vivere le emozioni a pieno e trasmettertela. E mo che non mi guardi io drifto, vaffanculo. Oh, ma quanto è bella Napoli! No. Ho appena lanciato uno stronzo di cammello. Una volta. No, mo non sto driftando io, ma qua devi per forza driftare. Mamma mia! E qua me la dovevo fare sta driftata, vaffa. E mo mi fa un bestialinata voi. Oh! Madonna mia, ho spaccato! Ho spaccato, amo con sto drift. E mo mi fa partire la cervella a millenata volta. Ah, questa era forte come drift. Guardalo! Che bello! No, col motocross qua, sai che salti ti fai? Oh, che staccatona! Staccatona e poi drift! Staccatona e poi drift, ragazzi! Non so nemmeno io come cazzo l'ho fatto! Ma non sono facili le cose che fai. Lo so che non sono facili. Serve, vedi, guidare da un... Ah no. No. Aiuto! Io voglio driftare! Un cesso! Mi fa pipì? Sì, Tu devi fare pipì! siamo perché siamo in mezzo al deserto. Fa caldo! Tra tutte le esperienze che abbiamo fatto a Dubai, Questa è una delle più belle. foto d'acqua, quota, elicottero, questa è la più adrenalina, più Questa sì è la più adrenalinica proprio. È la pista andiamo però. Io quando ho guidato la Formula 1 a 200 all'ora vabbè, sì. nelle curve in rettilineo, eccetera, è troppo bello. Formula 1 poi, Formula 3. Vi lascio il video qua in alto. Cioè questi camminano così nel deserto, che grandi. Guardala come salta quella macchina. Un po' di drift te lo dovevo fare, che cazzo. Spero di non starmi abbronzando così. Women. Sì. Guarda, là, lui può driftare, sì. E allora drifto anche io, stronzo. Oh, amo, stai impennando! Amo, la macchina che impenna! Amo, stava impennando! Voglio no, non ci credo! Stava impennando! Guardala! Guardala impenna! Che grande! Ma guarda dove sale quella macchina! È impressionante, amore. Voglio vedere di nuovo una salita di quella macchina. Eccola! Ragazzi, sta impennando! Si fa i tratti impennando! Madonna mia! Ragazzi, si sente... Oh! Si sta ribaltando la macchina!
Ma mo si stava ribaltando. Ha impennato sia in salita che in discesa. Eccolo! Guardalo! Si fa i tratti impennando. È una nafta, Franci. Immagina che fornisce la nafta. Che coraggio che dai, no? Mamma mia. Ah, che si è buttata la coppa chilometri. Cioè ragazzi, si fa i chilometri in monoruota questa macchina. Che cavata. Che poi non è in monoruota perché c'è solo 2 ruote dietro. Oh, ragazzi, sta arrivando. No. Oh. Se questo si cappotta mi fa fare il titolo. No, cattivo. T'ha rovinato il video. Wow, drift. Wow. Amore, Che cavata! Madò, che bello! Oh. Sorry! Ragazzi, mi sta sgridando solo, ma io devo fare i drift. Tu vuoi incolare me? E ragazzi, che dire, se avete l'opportunità di provare un buggy nel deserto, ovunque sia, a Sharm, in Sudafrica, non lo so dove cazzo ci sono i deserti, se avete l'opportunità fatelo perché è una figata, si fanno dei drift da paura, sono super potenti e super divertenti. Noi ci becchiamo alla prossima avventura. Ciao! hai gli occhiali negli occhiali. Sì, ho gli occhiali negli occhiali. Ah, comunque iscrivetevi e commentate. Bastardi.